Le guerre persiane. L'impero persiano, tra il VI e il V secolo a.C., inglobava tutte le terre comprese tra i fiumi Indo a est e Danubio a ovest. Il sovrano assoluto, Dario I, detto il Gran Re, aveva la sua corte a Persepoli. Da qui egli regnava su sudditi di lingue e costumi diversi. Verso la fine del VI secolo, le mire espansionistiche dei persiani li spinsero ad avanzare verso il Mediterraneo, entrando in contatto con le colonie greche dell'Asia Minore e delle coste dell'Anatolia. Dario impose tributi alle colonie greche, che erano importanti e ricchi centri commerciali. I tributi imposti dai persiani erano gravosi e i coloni greci, abituati a governi democratici, mal sopportavano le loro imposizioni. Quindi alcune poleis, guidate da Mileto, si ribellarono. I coloni, sostenuti da Atene, avanzarono sino alla città di Sardi, incendiandola, 501 a.C. La reazione di Dario fu durissima. Egli mandò un forte esercito a domare la ribellione e Mileto venne distrutta, 494 a.C. Assoggettate le colonie, Dario si volse contro la Grecia. Ebbe così inizio il lungo conflitto tra l'impero persiano e le poleis. Nel 492 a.C. la flotta persiana venne però fermata dalle tempeste al largo del promontorio di Monte Athos, che attualmente ospita un monastero ortodosso risalente all'VIII secolo d.C. L'esercito persiano, guidato da un esule ateniese, il generale Ippia, figlio dell'ex tiranno di Atene, Pisistrato, occupò le isole Cicladi senza incontrare resistenza. Poi sbarcò sulle coste dell'Attica a circa 40 chilometri da Atene. L'assemblea del popolo di Atene decise allora di inviare contro gli invasori tutto l'esercito, formato da circa 10.000 opliti. Venne chiesto l'aiuto degli Spartani, che però stavano celebrando una festa in onore del dio Apollo, durante la quale era loro vietato prendere le armi. Quindi gli ateniesi dovettero fronteggiare da soli i persiani. La battaglia decisiva venne combattuta nella pianura di Maratona, a circa 40 chilometri da Atene. Lo storico Erodoto ha scritto che la falange ateniese sbaragliò i 25.000 guerrieri persiani. Il messaggero Filippide venne mandato ad Atene di corsa per annunciare la vittoria. Giunto in città, cadde stremato. 10 anni dopo la battaglia di Maratona, Serse, il nuovo re dei Persiani succeduto a Dario, attaccò nuovamente la Grecia. Prima fece costruire un canale per evitare alla flotta il giro attorno al promontorio di Monte Athos. Nel frattempo, un grande esercito attraversò il Bosforo, dirigendosi verso la Tracia. In questa occasione gli Spartani si allearono con gli Ateniesi e inviarono 300 opliti al passo delle Termopili. Si trattava di uno stretto sentiero di montagna tra la Tessaglia e la Locride. Letteralmente, Termopili significa porte calde, nome dovuto alla presenza di sorgenti naturali di acqua calda. Guidati dal re Leonida, i 300 opliti spartani resistettero per 3 giorni alle migliaia di persiani, sino a che furono traditi e aggirati, 480 a.C. Il loro sacrificio è diventato leggendario. I persiani avanzarono sino alle porte di Atene, saccheggiandola e incendiandola. Gli abitanti si rifugiarono sull'isola di Salamina, di fronte al porto del Pireo. Qui si trovava anche la potente flotta ateniese, che fingendo di fuggire attirò le navi nemiche in un tranello, annientandole. Dopo aver assistito alla distruzione della sua flotta, Serse rientrò in Asia Minore. Il suo esercito rimase in Grecia al comando del generale Mardonio, ma nel 479 a.C. venne sconfitto a Platea, in Beozia. La ritirata si trasformò quindi in una fuga verso l'Asia. Pochi giorni dopo, la flotta persiana fu nuovamente sconfitta amicale presso l'isola di Samo. Grazie alla vittoria nelle guerre persiane, i greci divennero padroni del Mediterraneo, anche perché nel 480 a.C. i coloni greci di Siracusa avevano battuto le truppe di Cartagine a Imera, in Sicilia, ottenendo il controllo dell'isola.
Atene uscì rafforzata dalla guerra, divenendo la principale potenza navale del Mediterraneo orientale. In seguito, sotto il governo di Pericle, V secolo a.C., la polis raggiunse il suo massimo splendore come centro commerciale e artistico. In questo periodo fiorì il teatro greco, che divenne l'espressione artistica per eccellenza della democrazia greca. Le guerre persiane sono state raccontate nei 9 libri delle storie scritte da Erodoto. Nato ad Alicarnasso, l'odierna Bodrum, in Turchia, nel 484 a.C., egli è universalmente riconosciuto l'iniziatore della disciplina della storia. Egli cercò di individuare le cause che avevano portato allo scontro tra greci e persiani.